se non interviene nessuno possiamo anche andare, ma immagino che qualcuno voglia intervenire. Superate le posizioni di cortesia, rompe il ghiaccio. Prego, Presidente Bianchi. Presidente, Presidenti, egregi consiglieri, nonostante ciò che mi ha portato a sedere su questa sedia, sia soprattutto il senso di indignazione e la necessità che avvertivo di superarlo, almeno parzialmente, e mettermi a disposizione degli ideali che mi sembrava la politica avesse tradito, mai avrei pensato di dover arrivare a dire le cose che dirò oggi. Perfino le parole guerriere che l'ispiratore del Movimento 5 Stelle, il molto vituperato Beppe Grillo, pronuncia e invita a pronunciare. Perfino le battaglie mediatiche, i colpi di teatro in Parlamento, perfino le ingenue rivendicazioni ideali di chi è nuovo alla politica, sembrano a questo punto inadeguate a esprimere la vergogna dell'appartenere a questo mondo politico che oggi raggiunge il suo punto più basso. D'altronde è vero che al peggio non c'è limite e sento che riusciranno a stupirci ancora, spero non per molto. La politica italiana, oggi interpretata con triste protagonismo da quella che a rigore dovrebbe essere la Presidente di tutti i cittadini di questa regione, strana e quasi antropologicamente lontana dai centri del potere, sta arrivando ad un livello di beceraggine, infedeltà alla Costituzione, infedeltà ai suoi stessi elettori, di supponenza, di prepotenza, menefreghismo rispetto ai suoi doveri istituzionali che lascia sbalorditi, quasi basiti. Faccio fatica io stessa a mettere in fila questi sentimenti e questi convincimenti in un discorso compiuto. La barbarie generalizzata che si sta introducendo rende anche la parola faticosa, e non è strano, dato l'etimo stesso della parola barbaro, colui che balbetta. Allora, rischiando anche di andare oltre al tema di questa giornata, cerco di dare un ordine alle cose, cominciando col dire che l'attuale strapotente maggioranza parlamentare, anziché del volere dei cittadini, è frutto di una truffa avvallata dai vostri partiti, dal primo all'ultimo. Il partito che non ha vinto le elezioni, con il suo 25,4%, si arroga il diritto, in base a una legge elettorale dichiarata illegittima, di dettare la linea ad un'intera nazione, associandosi di fatto e di nascosto a un delinquente conclamato, vergogna di questo Paese, per attuare una volta e per tutte il programma della loggia massonica P2, e trasformare quello che era un paese complesso ma democratico in un'autocrazia nella quale la parola bipolarismo sembra illustrare più una malattia psicotica che un sano alternarsi al potere. In questo viene auditato da chi dovrebbe essere il primo difensore della Costituzione, il vostro Presidente della Repubblica. E come non aggiungere a tutto questo... Presidente Bianchi, la invito comunque a mantenere il tono del dibattito all'interno di quello che è ovviamente il rispetto dei termini nei confronti di persone che non possono nemmeno essere qua a replicare rispetto a loro. Quindi, spogliare il Senato di ogni funzione pratica, di ogni rappresentatività reale, per farne da una Camera legislativa a uno sgabuzzino di impotenti chiacchieroni, nominati a pronta consultazione e ancora più pronta dimenticanza, sarebbe già di per sé un delitto. Seppur è probabilmente vero che il bicameralismo perfetto ha numerosi svantaggi e andrebbe forse rivisto per specializzare meglio le due Camere e differenziarle in modo più netto ed efficace, questo non vuol dire, e le tristi vicende di numerosi assurdi progetti di legge lo dimostrano, che non abbia una sua enorme utilità. La doppia lettura introduce pacatezza, introduce ragione, introduce un minimo di misura in un legislatore che sembra impazzito e che mai come adesso sembra avere disperato bisogno di ogni sorveglianza, e questo soprattutto grazie alla legge elettorale suscitata, che per divina grazia al Senato non si applica del tutto.
Ma siccome si vuole trasformare il Parlamento in una sottospecie di scribacchino per governanti irresponsabili e arroganti, con il decreto urgente sempre in canna e sempre pronti a sparacchiare valanghe di provvedimenti contraddittori nel nome di un efficientismo sempre e solo sognato, ecco che la trasformazione del Senato appare non solo assurda, ma un criminale attacco alla democrazia. Perché ad essa va collegata la nuova legge elettorale, ora ferma al Senato, dove gli assurdi premi di maggioranza incostituzionali, le liste bloccate, in associazione agli sbarramenti all'8%, daranno in mano il Paese alla minoranza che riuscirà a spararla più grossa. E questo dovrebbe essere il filtro che si vuole apporre allo strapotere del governo? Questo è il bilanciamento istituzionale, questo è il reciproco controllo tra poteri che contraddistingue uno Stato moderno. Abbiate il coraggio di voi stessi, denunciate questo tradimento della stessa parola Repubblica che ci si appresta a realizzare. Ma entriamo nel merito di quanto ci riguarda direttamente. L'intervento a gamba tesa sul titolo V. Cancellazione di ogni eventuale prospettiva di estendere il regime di autonomia ad altre regioni. Ampliamento delle materie e funzioni di esclusiva competenza statale ed esplicita clausola di intervento a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica sulle misere materie residuali di competenza delle regioni. Ci pare anche evidente l'intenzione di delegittimare l'esistenza stessa delle regioni come ente legislativo dello Stato. Da un lato con la scelta di cooptare come senatori i presidenti delle regioni e 2 consiglieri, depauperando di fatto la loro funzione originale ed escludendo di fatto ogni rappresentanza diversa dal partito unico. Dall'altro disponendo in Costituzione l'equiparazione delle indennità dei consiglieri a quelle dei sindaci e vietando con disposizione finale le misere risorse finanziarie a disposizione del funzionamento dei gruppi sopravvissute alla cura Monti. E come non aggiungere a tutto questo il programmino in corso di montaggio circa la distruzione della specialità nella nostra e di altre regioni italiane. Molto interessante a questo riguardo il comma 13 dell'articolo 33, disposizioni transitorie. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, alla faccia della clausola di salvaguardia richiesta nel documento presentato dalle regioni. Ma mi correggo, siamo stati avvisati che c'è stato un refuso. La parolina non era stata dimenticata. Lapsus freudiano. E qui rientra in campo la nostra illustrissima e pluripremiatissima Presidente. Certamente non potremo mai lasciarla fuori dalla nostra disamina. A fronte delle difficoltà sempre più grandi del Friuli Venezia Giulia, perfino superiori a quelle delle regioni vicinanti, a fronte della concorrenza spietata dei nostri stati confinanti, a fronte del contributo pressoché nullo del governo centrale alla soluzione delle nostre grandi e piccole crisi industriali, a fronte persino dell'impossibilità a cofinanziare un'opera per noi inutile o dannosa come la terza corsia della 4, ma così tanto sbandierata come opera indispensabile, che fa la nostra illustre plurincaricata Presidentessa? Difende le ragioni di coloro che l'hanno eletta? Di coloro i cui interessi lei è chiamata istituzionalmente a difendere? Che fa con lei che ha giurato fedeltà allo Statuto? Si osserva il proprio ruolo istituzionale quale fonte primaria del proprio destino pubblico, non facendo incredibili reprimende televisive ad un altro uomo delle istituzioni, il Presidente del Senato, reo di aver aperto bocca sull'immondizia istituzionale appena descritta. No, si fa la brava vice segretaria del partito con il cappellino nuovo di zecca. E quale cappellino indosserà oggi, domani, dopodomani, la nostra illustre e plurincaricata Presidentessa? Quello che serve? Quello che conviene? O quello che salta in testa da solo, come una pulce male ammaestrata? Mi pare di aver detto tutto quello che tenevo a dirvi. Sull'infedeltà ai programmi elettorali, sulla smania di appendere medaglie alla giacchetta e tante altre minuzie per le quali io non riuscirei neppure a uscire per strada, non mi dilungherò. In troppi hanno già filosofeggiato su questo nel recente passato. Resti agli atti il nostro sdegno, mio e dei miei colleghi.
In finale vi rivolgo il mio ringraziamento. Ci sono occasioni in cui una persona modesta si sente impari al compito, impari, in cui si chiede se il proprio lavoro abbia senso e con esso la propria civile protesta. Giornate come quelle di oggi mi rimettono l'anima in pace. Noi ci siamo qui e dopo di noi ci saranno altri come noi. Che non si creda di fermare la storia della vergogna partitocratica italiana con questi mezzi da venditori di pentole. Grazie. Bene. Consigliere Ziberno.